Amici bellini, abbiamo aspettato nella speranza che poi il Napoli si decidesse con una sorpresa di fare la conferenza all'improvviso, e invece no, non è stata prevista, e quindi noi i rumori la facciamo noi, la conferenza di Spalletti, e Mario Rui, cominciamo. Allora, rumori incredibili. Salve regina, buongiorno, diceva Troisi. Quindi voi contemporaneamente, mentre la regina si iscrive al canale, quelli che già sono iscritti lasciano i like preventivi, post datati, come li volete lasciare voi. E ci avviciniamo perché siamo in vigilia, lo so che c'è febbre di Champions, lo so che stasera voi vi volete vedere l'Europa League, che ci hanno fatto sapere che è più bella, più difficile e più importante della Champions League in certi frangenti, sotto certi punti di vista, come diceva Eddie Rea. Eddie Rea diceva sempre sotto questo punto di vista. No, invece noi abbiamo domande da fare a Spalletti e le rispondo io, perché modestamente io e il mister siamo una cosa sola, sempre con tanta ironia, con una punta di sarcasmo se vogliamo, tanto siamo tra di noi. E leggeremo anche l'intervista di Mario Rui, perché è interessante, perché ci sono tutta una serie di cose. Poi facciamo le nostre ipotesi con un Ambrabam tattico. Vedete, io mi sono preparato perché dobbiamo, ma non saremo in rosso, penso che quella storia lì. E adesso mettiamo un'ipotesi di formazione, perché a questo punto dobbiamo buttarci a indovinare. Kvicha Kvaratskhelia. E Mario Rui ha detto pure che, andiamo a vedere che cosa ha detto Mario Rui, che ci interessa moltissimo, e poi andremo alle domande per Spalletti. Scudetto, mancano ancora 16 partite, sono tante e può succedere di tutto, il famoso campionato lungo, eccetera. Abbiamo un buon margine, non ci concentriamo su quello, ma pensiamo di partita in partita. Tutti vorranno farci cadere e noi dobbiamo essere pronti a ribaltare questa cosa e smentirli. Napoli senza limiti tra campionato e Champions. Saranno settimane dure sia a livello fisico che mentale. Affronteremo 3 squadre forti che sono abituati a giocare un bel calcio. Dobbiamo essere altrettanto bravi e a pensare a vincere tutte queste 3 partite. Obiettivo è andare avanti anche in Europa? Vi interessa l'Europa? Il nostro obiettivo è quello. Abbiamo una partita molto complicata in Champions, sappiamo le qualità dell'Eintracht, l'anno scorso hanno vinto l'Europa League, sarà difficile, ma il nostro obiettivo, come il loro valore, quale valore? Sarà di vincere. Dovremmo essere più bravi di loro a cercare di passare il turno. E fine qui, insomma, niente di straordinario. L'innovazione sul ruolo, il ruolo dei terzini, così. Il mister ci ha dato ancora di più a livello calcistico e tattico, se ne intende molto. Ci chiede sempre di trovare spazi dove potare a giocare, vabbè, pota, dove ci sono i buchi da riempire. È importante occupare gli spazi sul campo. Appena vediamo uno spazio cerchiamo. Quante volte vogliamo scrivere spazio? Cosa è cambiato a livello mentale col passato? Il lavoro che stiamo facendo ci ha dato più consapevolezza di quello che possiamo fare. Già l'anno scorso si poteva fare, ma abbiamo sbagliato troppe partite. Quest'anno non le abbiamo sbagliate, siamo più consapevoli delle nostre qualità e di quello che possiamo fare in campo. E poi, insomma, una domanda che già prevede la risposta. Fondamentalmente ci sono differenze tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti. Le differenze possono essere anche tra gli altri allenatori che sono passati, Gattuso e Ancelotti. L'importante è che in tutti c'è sempre la ricerca di giocare meglio degli avversari. Giocando meglio e avendo più possesso palla siamo più vicini alla vittoria. Con questo discorso sono tutti bravi, non sta a me dire chi è il più bravo. Ogni allenatore che è passato ha lasciato la sua impronta. Questi 2 anni mister Spalletti ci ha dato qualcosa in più e si vede anche questo in campo. Quanto è importante avere il supporto dei napoletani. Fa sempre piacere sentirsi trattato così nella tua città, ormai la considero come mia, è veramente unico. Il merito va alla squadra, quando il collettivo è forte vengono fuori anche le qualità dei singoli, un gruppo vero, tutti facciamo la differenza, anche quelli che scendono in campo, come anche quelli che entrano dopo, non entrano, danno tutti. Ma come l'avete scritta male questa cosa? Vabbè, questa è la cosa importante. C'è stata fretta, c'è stata una frettella nel riportare questa intervista. Kvaratskhelia come Salah, le differenze ci sono calciatori diversi. Penso che il mister si riferiva al fatto che
con lui Salah è diventato meno individualista. Lo stesso sta accadendo con Kvara, sono due giocatori di altissima qualità, poi Kvara ha ancora tantissimi margini di miglioramento, per nostra fortuna diventerà ancora più forte. Kvara può arrivare ai livelli di Ronaldo, magari ne sarei contentissimo da compagno di squadra, ancora il tempo dalla sua parte, quindi glielo auguro e spero che possa arrivare a quei livelli. Un saluto ai tifosi del Napoli, vorrei ringraziare a tutti Gesù mio, vorrei ringraziare tutti i tifosi napoletani, quelli in città, perché poi se l'ha fatto Mario Rui questo errore va bene, perché lui non deve sapere l'italiano, ma chi la riporta, quelli che li sentiamo vicini, noi siamo vicini a loro, sicuramente ci stanno dando una grossa mano e gli chiedo di continuarci a sostenere. No, non è possibile, ragazzi, non è possibile che ci chiede di continuarci a sostenerci, perché sicuramente ci saranno momenti più difficili, con il loro a lui sarà molto più facile. Sono sconvolto, credetemi, e questa è una riflessione che faccio spesso, che molto spesso quelli che dovrebbero essere i punti di riferimento, giornalisti, le testate importanti del web, stanno diventando loro youtuber, dicono e fanno cose da youtuber, parole forti, dissing tra di loro così, mentre gli youtuber sono un po' più attenti a dare un contenuto un po' più di qualità. È una roba sconvolgente, ma tant'è. E quindi noi prima di passare, per fare la formazione dobbiamo chiedere a Spalletti delle cose. Allora io mi sono avvalso dei miei collaboratori, dei miei abbonati, che mi hanno mandato nel frattempo qualche domanda a cui io devo rispondere. Quindi per esempio, vediamo un pochino, quanto sarà importante il tifo dei napoletani emigrati in Germania? Allora io qua, vedi, lui fa questa domanda e io devo andare a prendere. I napoletani sono importanti per noi quando si indossa questa non solo quelli, non mi devo muovere, quelli nel nostro stadio, ma nel mondo. E quindi tutto per lei, tutto per loro, tutto quanto sono importanti. Che partita vi aspettate in Germania da parte dell'Eintracht? Se magari ci può fare qualche spoiler sulla formazione titolare, grazie. Arrivo subito. Ma allora lei è uno di quelli che non ci vuole bene. Dobbiamo parlare del Sassuolo e poi verrà la partita di Champions. Ma adesso c'è il Sassuolo, guai, diventa una partita trappola se non li consideri come una squadra da battere. Il Napoli ha tutti scontri diretti o partite da vincere. Dobbiamo parlare del Sassuolo. Amici miei, perché mi fate le domande? Non ci siamo assolutamente. Preferirebbe fare il record di punti in Serie A all time e uscire a testa alta dalla Champions, o fare un cammino europeo di lustro con i rischi di perdere terreno in A? Che poi questa è una cosa che molti si stanno chiedendo in questo periodo, ma Spalletti dice che non dobbiamo porci limiti, non dobbiamo pensare che una cosa esclude l'altra. Noi già siamo usciti dalla Coppa Italia e ci ha rotto le scatole questa cosa, e quando indossi la maglia del Napoli, anche quando è rossa, devi dover andare avanti per questo popolo, per fare impazzire il popolo di gioia in tutte le competizioni. Non pensiamo di andare avanti in una Quanto emozionato al pensiero di giocarsi lo scudetto e la Champions. Vedi che i miei abbonati sanno benissimo come fare i giornalisti, dovrebbero essere tutti iscritti all'albo. Ma qualche partita importante l'ho giocata, ma non pensiamo allo scudetto, noi pensiamo al Sassuolo partita dopo partita, perché il Sassuolo lo scudetto passa per partite come quella di Sassuolo, e non dobbiamo assolutamente pensare non si arriva, perché tu
stai pensando già allo scudetto. Io no, la squadra no. Tu vuoi pensare, ci vuoi mettere i bastoni tra le ruote, io vi devo far stressare. Quanto è bello giocare la Champions da prima in classifica. Cosa regalerà al mister dell'Eintracht? Un bel babà di porcellana di Capodimonte? E qualcuno dirà, ma una domanda a testa, perché sennò come si fa? Tra l'altro io vi faccio una confidenza, quando stiamo 10 minuti di video, non se lo vede nessuno, ma avete notato che c'è una figura in me? Madonna mia, non lo dovrei dire. Vabbè, lasciamo perdere. C'è una figura che non si sente più tanto durante le conferenze, che di solito invece interveniva. Chissà se il mister ha fatto un pochino ha deciso, no, una domanda alla volta, una domanda per ciascuno. Lo sente il fiato sul collo della Juventus, che recupererà i 15 punti di penalizzazione e a cui daranno altri 14 punti di risarcimento mettendoli tutti a -1. E le ricordo che sta tornando Pogba. Noi dobbiamo fare il nostro percorso e senza pensare a quelli che sono i comportamenti dei nostri avversari. Ecco, noi dobbiamo mettere nella testina, in questa testina, davvero, questo dovrebbe essere proprio dovrebbe essere devo fare la copertina così, assolutamente. Cosa ascolterete sull'aereo? Pino Daniele o un più classico Merola? E questo Napoli è tutta nata storia o un treno Rosol? Che meraviglia, che meraviglia. Mister preferisce vincere o stravincere? Ma quanto sono state importanti le fasciature alle mani di Anghissà e Ostigard quest'anno? Ora che in caso di parità la regola del gol in trasferta per 2 non vale più e del testa di serie il suo Napoli giocherà l'andata in trasferta, e ora che è stato il Soat, che non è il Goat, ecco perché mordicchia spesso quella penna blu. Cerca di surgere dall'inchiostro. È una penna particolare o è solo un tic di impazienza, come chi si mangia le unghie, e lei aiuta a pensare alla formazione del fantacalcio? Ci sono dei collegamenti meno evidenti fra l'invenzione del carrione che faceva il giro dei vicoli di Napoli fino a pochi decenni fa e la giostra del Napoli della meraviglia, che gira anch'esso col vicolo in vicolo, di golfo in porto, di piazza in basca, di costiera in pastiera, eccetera. Io non posso, io sono straordinario. Rafa Benitez ci spiegò il suo metodo per il turnover, ci può spiegare il suo? Domanda di Claudio Vivenzio immediatamente, ovviamente, l'ottima Claudia. Riguardo la squadra al momento in campionato, ha uno score di 19 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con una differenza reti di più 39, che poi più 39 non è altro che il prefisso dell'Italia, strano, perché il Napoli non è una squadra italiana, è una squadra benvenuti in Italia. Quali obiettivi si pone? Pensi di riuscire a battere il record della Juve di 102 punti e quello dell'Atalanta di 98 reti segnate in un campionato a 20 squadre? Riguardo invece l'infortunio di Raspadori, quanto pensa possa influire la napoletanità sul recupero del giocatore? Io vi adoro uno per uno e non so veramente come ringraziarvi per illuminare le mie giornate. Cerchiamo di mettere un'ipotesi di formazione in campo sperando che sia blu, sperando che sia azzurra e immaginando che Meret va in porta, perché io credo, ragazzi, che sì, è un obiettivo la Champions senza dubbio, ma non credo che il mister voglia lanciare un messaggio di sottovalutazione del Sassuolo. Quindi io onestamente metto Di Lorenzo, non metto Beresischi, metto ancora Amir con Kim, sperando che Kim possa anche farsi, lo spero io, che si possa fare ammonire e quindi salta l'Empoli e non una di quelle successive, perché è troppo importante. E qua abbiamo la solita cosa, io ci metto Mario Rui perché continuo ad immaginare Olivera in Champions League, perché è una cosa che Spalletti ci ha fatto vedere. Qua ce lo metto lo Botka, come insisto a mettere Anghissà. Anghissà la Champions, Spalletti che pensa che si entra in forma. Anghissà, Zielinski, Elmas, Zielinski, Elmas. Voglio vedere Elmas in campo. Ne cambio uno per Kvara. Ne cambio uno per Napolitano. È uscito dai radar, secondo voi? Napolitano contro il Sassuolo.
Osimhen. Sappiamo solo che Raspadori non ci sarà. Metto un Politano al posto di Lozano, metto un Elmas al posto di Zielinski e metto Mario Rui al posto di Mario Rui. Non riesco a cambiare questa formazione perché secondo me è troppo importante avvilire i nostri competitor in Italia. Dopodiché, quando si penserà all'Eintracht dopo aver giocato contro il Sassuolo, perché è una partita delicatissima e tutti stanno aspettando, non stanno aspettando altro che il Napoli inciampi per poter poi dare stimolo alle altre squadre che sono molto dietro e che si devono preoccupare di entrare in Champions League perché sono tutte intruppate. Quindi io credo che il Napoli non debba dare un segnale di pensare troppo alla Champions e quindi vabbè, teniamo il vantaggio. No, questo vantaggio così sostanzioso è l'unica cosa che ci fa dormire tranquilli una notte e ci fa andare in campo con quella consapevolezza che diceva Mario Rui e lasciare anche una sensazione di impotenza alle nostre avversarie. Se cominci a prendere troppi gol, a steccare qualche partita anche con un margine di punti di vantaggio importante, metti quel tarletto ai giocatori che possono perdere terreno e dai fiducia a quelli là. Quindi io credo che al momento non si possa fare un discorso di turnover preventivo in campionato. Raspadori è l'unico che non abbiamo a disposizione, sarà anche un infortunio così, ma abbiamo le soluzioni, perché Raspadori è un jolly che può giocare a centrocampo, ma il jolly è anche Elmas, può giocare al posto di Kvara, ma il jolly è anche Elmas. Abbiamo Simeone in caso di Osimhen, abbiamo Lozano in caso di Politano, abbiamo un Ndombele in caso di Anguissa, Lobotka, Gaetano, Demme, abbiamo tante soluzioni. Quindi ci si pensa quando e se. Questa potrebbe essere una stagione particolare dove i giocatori, non dovendo inseguire, non hanno nemmeno quello stress muscolare, quindi può essere pure qualche infortunio di meno ti arriva. La palla ce l'hai tu, quando hai tu la palla devi inseguire di meno gli avversari, corri meno, corri meglio. Insomma, me la sento così. Poi non è che stiamo sottovalutando l'Eintracht e non è che non mi interessa, anzi mi interessa, lo sapete, di più la Champions in generale nel futuro, ma bisogna fare il percorso e il Napoli sta facendo il percorso e io me la sto godendo. Da New York Valerio Fluido è tutto, lo so che ha parlato pure Simeone, parole da brivido, è tutto innamorato Simeone, ma noi dobbiamo fare il che fare e dobbiamo anche andarci a vedere l'Europa League, che è più importante della Champions League. Ce l'hanno detto, l'hanno scritto, deve essere vero. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.